Ancora un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi è in calendario un Consiglio dei Ministri per discutere anche di provvedimenti per ridurre l'impatto del caro bollette su imprese e famiglie. Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga chiede però una politica strutturata a livello europeo. Sarà un Consiglio dei Ministri che si preannuncia complesso, quello in programma oggi a Roma, dove il Premier Mario Draghi dovrà confrontarsi in particolare con il Movimento 5 Stelle, visto che le tensioni con il centrodestra sembrano rientrate dopo il ritiro dei provvedimenti sullo Ius Scola e sulla cannabis. Oggi si parlerà di caro bollette e sul tema il Presidente della Regione ha le idee chiare. Non mi aspetto ovviamente che possa essere contenuti i costi per i cittadini e per le imprese. È chiaro, però lo dico con chiarezza, io penso che una via d'uscita strutturale si possa avere con il capo europeo ai costi dell'energia. Noi dobbiamo lavorare sul tetto perché altrimenti diventa estremamente difficile, soprattutto in prospettiva, pensare di ragionare mese per mese o quasi, ma noi dobbiamo dare stabilità e certezza al sistema produttivo. Con le variazioni di bilancio in discussione nelle prossime settimane in Consiglio regionale poi arriveranno anche risorse per le imprese. 40 milioni di euro che serviranno per abbattere il costo dell'energia e dare respiro alle micro e alle PMI del Friuli Venezia Giulia. La misura è contenuta nelle variazioni di bilancio che completeranno il percorso in Consiglio regionale entro luglio. È una dimostrazione concreta, importante, come ha detto lei, di quanto l'amministrazione regionale è vicina al mondo delle imprese del Friuli Venezia Giulia. L'abbiamo dimostrato durante la pandemia, lo stiamo dimostrando ora dove le imprese si trovano a dover affrontare questi significativi aumenti del dovuti al caro energia. Potranno fare richiesta a praticamente tutte le realtà economiche che hanno registrato un aumento del costo dell'energia del 30% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021. Basterà l'autocertificazione e la procedura sarà rapidissima. Le aziende coinvolte, quasi 53.000, fanno parte di tutte le categorie, dal mondo del commercio a quello della manifattura, dalla ristorazione alla ricettività, ma anche agenzie di viaggio, attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. I dati sulla pandemia analizzati da Fondazione Gimbe che raccontano di un raddoppio dei casi in una settimana e di un aumento delle ospedalizzazioni. Più 46,3% dei casi da una settimana all'altra nel solo Friuli Venezia Giulia, con l'incidenza schizzata dai 500 della settimana precedente ai 1063 su 100.000 abitanti dell'attuale. La Fondazione Gimbe lancia l'allarme: il Covid sta tornando a far sentire la sua voce. La curva delle positività è in netto rialzo e le province regionali fanno segnare un netto segno più. Gorizia, che la settimana prima era maglia nera nazionale, fa segnare una crescita del 58,5% dei nuovi casi, seguita a brevissima distanza da Pordenone, male anche Trieste e Udine. Ma quello che fa alzare il livello d'attenzione è la crescita, seppur lieve, delle ospedalizzazioni. Al 4,6% la percentuale di occupazione delle terapie intensive, con prima soglia di rischio al 10%, mentre al 12,5% quella delle aree mediche, con in questo caso la soglia di attenzione al 20%. 3 regioni hanno già superato questa prima soglia, che mesi fa avrebbe significato zona gialla. C'è stato un incidente tra 3 auto poco prima delle 8 di questa mattina a Buie lungo la Osovana, uno scontro violento all'incrocio tra la statale 49 con via V7, via Neveons davanti al bar Zanzibar. Una vettura in seguito allo schianto semifrontale si è ribaltata sulla fiancata destra, 5 le persone coinvolte nell'incidente, i feriti, tra questi uno più grave, sono stati tutti trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Udine. Dopo l'allarme sul posto è intervenuto il 118 con 2 ambulanze e anche l'elicottero. Nelle scorse settimane 6 persone sono state multate per l'utilizzo improprio di pesticidi tra i campi a vite o a mais del Friuli. Dai controlli effettuati dagli operatori del Noava e dai forestali della stazione di Coseano nel mese di giugno, sia agricoltori che dipendenti sono stati trovati a utilizzare fitofarmaci nonostante non avessero il patentino necessario per vendere, utilizzare o possedere prodotti fitosanitari. Tutti e 6 soggetti, tra
Tra questi anche il titolare di un'azienda agricola di medie dimensioni. Sono stati multati con ammende da oltre 6.000 euro. In totale le sanzioni comminate ammontano a 50.000 euro e visti gli esiti delle ispezioni la Forestale invita produttori, aziende agricole e associazioni di categoria a porre la massima attenzione alle disposizioni in materia. L'ufficio studi di Confindustria Udine ha pubblicato un'analisi del sentiment di imprese e consumatori della provincia, dati positivi, quelli del settore produttivo, molto meno invece quelli relativi alle famiglie. Migliora la fiducia delle imprese, cala quella dei consumatori. È questa l'analisi che l'ufficio studi di Confindustria Udine fa sui dati Istat per l'Italia a giugno 2022. Una fiducia molto marcata in provincia di Udine, dove l'81% delle imprese intervistate è orientato al mantenimento dei risultati positivi del primo trimestre, con il 17% che invece si aspetta addirittura un aumento. Dalla conferma di questo sentiment passa la stima per il PIL, atteso in crescita del 3%. Ma la conferma del trend è di per sé una sfida, visto l'aumento dei costi energetici e delle materie prime ed un mercato che si preannuncia particolarmente difficile da leggere nel prossimo futuro. Proprio l'aumento dei costi, finora ridotto per il prodotto finito ma che tenderà sempre più ad aumentare, riduce la fiducia del consumatore, con già un impatto pesante sui redditi più bassi, che hanno visto notevolmente ridursi la propria capacità di acquisto. Il cluster Legno Arredo ha inaugurato a Manzano la sede italiana della European Design School di Kiev, una realtà formativa che riunisce centinaia di professionisti del settore da tutto l'Est Europa. La più importante realtà associativa del settore del design dell'Est Europa ha trovato casa a Manzano. Il cluster Legno Arredo ha inaugurato, insieme all'assessore regionale Sergio Bini, la casa friulana dell'European Design School, una realtà formativa ucraina a cui sono legati centinaia di professionisti da tutto l'Est Europa. Vi si terranno corsi e attività formative rivolte sia a designer e architetti ucraini che all'intero comparto manifatturiero regionale. È un progetto nato quasi per caso, ma che poi fattivamente ha preso una forza propulsiva molto importante, nata dalla volontà degli architetti ucraini che sono stati ospitati qui nel nostro territorio. Sono architetti di grandi esperienze e fondatori della European Design School di Kiev. È nato un progetto interessantissimo che mira ad ospitare la sede dell'European Design School qui sul nostro territorio, legata alle esigenze di formazione di oltre 100-150 professionisti ucraini e non solo, che provengono da tutto l'Est Europa, che vogliono continuare a proseguire nei propri percorsi formativi, e la base di partenza di questa formazione avverrà proprio dal nostro territorio. Approfitteremo di questa European Design School, dei suoi designer, dei tanti, perché mi dicono che oltre 100 architetti, designer frequentano, partecipano, vengono formati grazie a questa scuola. Quindi win-win, Friuli Venezia Giulia, Ucraina, un modello vincente che la regione Friuli Venezia Giulia ha sposato fin dall'inizio. Bilancio per la legge regionale che sostiene le sagre a 3 anni dalla sua istituzione. Sono oltre 3 milioni di euro i fondi stanziati ed è attivo uno sportello per aiutare chi organizza eventi a livello locale. La legge regionale Salva Sagre compie 3 anni. Lo strumento, anche in periodo di pandemia, si è rivelato determinante per il sostegno di associazioni ed enti che hanno bloccato l'attività, sia per quanti appena possibile si sono adoperati per organizzare eventi a livello locale. In 3 anni la Regione ha stanziato in questo senso 3.673.826 euro. Feste, fiere, sagre significano socialità, ma significano anche economia, perché dietro c'è un indotto importante, c'è un indotto fatto di fornitori, c'è un indotto fatto di tecnici, c'è un indotto fatto di professionisti che lavorano poi all'organizzazione e alla gestione di questi eventi. Pertanto l'obiettivo è che il 2022 sia veramente l'anno del rilancio e che quindi questo impegno della Regione si possa concretizzare ancora di più nei prossimi anni. La Regione ha puntato tra l'altro sull'attivazione di uno sportello SOS Eventi, appoggiandosi all'Unione Nazionale delle Proloco.
Noi ci siamo subito attivati fin dalla nascita della legge, parliamo di maggio-giugno 2019, seguendo due linee, la formazione e l'informazione. Abbiamo individuato un gruppo di persone che ha fatto un intenso percorso di formazione per conoscere le normative e soprattutto per mettersi in contatto, creare una squadra con liberi professionisti del settore, con gli uffici competenti della regione, con questure e prefetture, per poi mettersi a disposizione non solo delle Proloco ma di tutto il mondo associativo della nostra regione che organizza eventi anche nei piccoli territori. Prosegue il percorso della staffetta per i 150 anni delle truppe alpine. In mattinata i podisti hanno raggiunto il centro di Cividale da Remanzacco. La staffetta per i 150 anni delle truppe alpine passa oggi per Cividale. L'8° reggimento è partito in mattinata da Remanzacco, poi il passaggio della fiaccola ad un'altra squadra dell'8° in corrispondenza del municipio della città ducale e poi la deposizione della corona qui alle mie spalle dove si trova il monumento ai caduti. Staffetta che ora prosegue verso il santuario di Castelmonte e il Monte Bernardi e le successive tappe che condurranno all'arrivo finale del 2 luglio a Trieste. Cividale del Friuli storicamente è sempre stata vicino alle truppe alpine, è sempre stata vicino agli alpini, anche alle associazioni d'arma, per cui per noi quest'oggi è una giornata importante. Avere la staffetta delle truppe alpine che passa, attraversa Cividale è motivo di orgoglio. Non si poteva non passare qui per Cividale, una sosta di fronte al battaglione, al monumento del battaglione Cividale, Monte Valnatisone e Monte Mataiur. Una tradizione che va ben oltre quello che sono i 150 anni degli alpini, perché incarna quei valori di solidarietà, di amicizia e di pace, di famiglia che sono insiti nelle nostre terre. Torniamo per un attimo alla cronaca perché una scooterista di 49 anni rimasta ferita ed è in condizioni giudicate serie dopo essere stata tamponata questa mattina da un'auto a Sacile in Viale Trento. Lo schianto si è verificato quando il motociclo ha tentato di svoltare nel parcheggio di una ferramenta. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso di Pordenone con ferite giudicate serie. Un infopoint multimediale all'interno della prestigiosa casina Stile Liberty di Pordenone, uno spazio per essere sempre informati sugli eventi della città. Una destinazione tutta nuova per la casina Stile Liberty interna al Parco Querini. L'edificio di pregio dopo la riqualificazione di via Mazzini diventa infopoint multimediale per scoprire tutti gli eventi a Pordenone. Questo luogo diventa uno strumento di promozione della città, sia da un punto di vista fisico, nel senso che ci sono degli orari di apertura, ma anche e soprattutto da un punto di vista digitale, dell'online, e cioè darà tutta una serie di informazioni su quello che succede in città, eventi, rassegne, manifestazioni, attraverso i social, attraverso newsletter, attraverso tutti gli strumenti che conosciamo. Un vero e proprio punto di riferimento per chi arriva da fuori città, ma soprattutto per chi la vive 365 giorni l'anno. Qui si unisce cultura, comunicazione, turismo e diventa un vero e proprio punto di riferimento, sia per chi viene da fuori ma sia per i pordenonesi stessi, e quindi non si potrà più dire che Pordenone è Pordenoia, perché tutti scopriranno quante cose vengono organizzate. Tra poco a voi la linea, grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.